venerdì 16 maggio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Fra poco torniamo dunque da Emanuela per i quotidiani, ma intanto le notizie che arrivano anche da Agrigento nel caso specifico, dove c'è stato un crollo nel pieno centro della città, nell'ex ospedale, un'ala dell'ex ospedale è crollato e oggi è cantiere del polo universitario. Non ci sono feriti, però la strada è stata chiusa, alcune abitazioni risultano danneggiate, i tecnici sono al lavoro. Sentiamo e vediamo. Paura nel cuore di Agrigento. Intorno alle ore 20 di ieri un boato improvviso ha squarciato il silenzio, scatenando il panico lungo via Atenea. È crollata una porzione dell'ex ospedale civile, oggi cantiere per il futuro polo universitario. Un cedimento improvviso che ha fatto tremare i palazzi vicini, provocando danni ingenti ad alcune abitazioni. Muri sventrati, calcinacci ovunque, finestre infrante. Per fortuna, al momento del crollo, nessun operaio si trovava all'interno. La zona è stata immediatamente transennata. Via Atenea, cuore pulsante del centro storico, è stata chiusa al traffico. Sul posto, vigili del fuoco, forze dell'ordine, tecnici comunali e squadre cinofile intervenute per escludere la presenza di persone sotto le macerie. Una coppia di turisti francese è stata evacuata da un B&B confinante con l'edificio danneggiato. Nessun ferito, ma la paura è stata tanta. I tecnici Enel hanno verificato l'integrità della rete elettrica, mentre proseguono i controlli strutturali sugli edifici circostanti. Ora si attende una relazione dettagliata per capire cosa abbia provocato il cedimento e se ci siano rischi per l'intera area. Adesso vediamo al maltempo. Nella giornata di ieri ci sono stati diversi allagamenti, raffiche di vento piuttosto forti su tutta la regione, e la protezione civile ha invitato anche per la giornata di ieri a evitare gli spostamenti non necessari. La situazione è sicuramente in miglioramento, l'allerta oggi è di colore giallo. A Trabia intanto una giovane è rimasta bloccata dentro l'auto ed è stata salvata dai carabinieri. Temporali e forti raffiche di vento sferzano da ore la Sicilia. Paura a Trabia, nel Palermitano, dove una ragazza è rimasta intrappolata dentro l'auto. Vediamo la sua vettura quasi sommersa dall'acqua e la giovane sul tettuccio. In suo aiuto sono arrivati i carabinieri. Uno dei militari l'ha raggiunta e l'ha tratta in salvo. La ragazza sta bene, ma è apparsa fortemente scossa. Queste immagini si riferiscono a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, dove improvviso e potente si è abbattuto un downburst, il fenomeno meteorologico caratterizzato da forti correnti discendenti di aria fredda che impatta nel suolo e si espandono in tutte le direzioni con forza devastante. La piccola frazione di Ginostra, nell'isola di Stromboli, è di nuovo in ginocchio. La pioggia è tornata a far esondare i torrenti del borgo, con le stradine invase da fango, pietre e detriti che le rendono impraticabili. Il borgo è anche senza luce, forti disagi per i residenti ma anche per i turisti arrivati ieri. Piogge intense e allagamenti a Palermo, dove un albero è caduto su un'auto, temporali a Messina e Agrigento. Ancora per qualche ora sussiste l'allerta arancione della Protezione Civile regionale, che invita ad evitare spostamenti non necessari. Domani previsto un leggero miglioramento e l'allerta d'arancione passerà al colore giallo. E ripartiamo allora, cominciamo anzi con i quotidiani dal maltempo. Partiamo dalla prima pagina del Giornale di Sicilia, perché il maltempo appunto lo vediamo qui tra le notizie in primo piano. E allora vediamo appunto temporali e danni nel Palermitano, auto in trappola, la zona più colpita tra Casteldaccia e Trabia, anche in città numerosi interventi di salvataggio. In serata incidente a un bus anche sulla A29 e autostrada bloccata, soccorsi alcuni feriti. Questa ondata di maltempo appunto inaspettata, quasi da clima autunnale, non certamente da primavera inoltrata. Andiamo a vedere invece sulla Gazzetta del Sud, c'è un'ampia pagina dedicata al maltempo, soprattutto alla situazione nella provincia di Messina. Lo abbiamo visto nelle immagini, una delle zone più colpite, anzi un'isola colpita, è quella di Stromboli, nelle
Eolie, dove ci sono state nuove colate di fango. Ricordiamo che lì c'è una situazione comunque molto precaria, instabile dal punto di vista proprio idrogeologico, anche causata dal famoso incendio che ci fu nel 2022 e che causò poi il disboscamento di una parte dell'isola, e quindi di conseguenza ogni volta che piove ci sono delle colate di fango. Ginostra resta senza energia elettrica, l'ondata di maltempo che ha colpito il messinese, violento nubifragio a Santo Stefano di Camastra, i detriti invadono i binari, blocco totale della circolazione ferroviaria e forti disagi ai residenti. Il piccolo borgo di Ginostra intanto resta tutta la notte al buio. I tecnici Enel sul gommone non sono potuti arrivare per il mare, naturalmente in tempesta. E poi vediamo le altre aree, le altre zone. A Messina frana un muro, a Mili San Marco, e poi il crollo dell'ospedale, dell'ex ospedale di Agrigento, una parte naturalmente dell'edificio. Viene comunque inquadrato in questa situazione di disagio e danni dal maltempo. Quindi leggiamo: crollo nell'ex ospedale di Agrigento, un boato e poi il terrore. E poi invece a Palermo, anche lì altri danni, altri disagi. Palermo sott'acqua, disagi e alberi crollati, una donna salvata dai carabinieri. Vediamo qui una foto che rappresenta bene la situazione di ieri. Questa donna che ha trovato riparo, tra virgolette, sul tetto della propria auto, totalmente sommersa, appunto. Abbiamo visto le immagini proprio nel Esatto. servizio di Adelaide Barbagallo. Esatto, e quindi la vediamo appunto bloccata nel sottopasso con i carabinieri che tentano di salvarla. Altra cronaca: lavoratori sfruttati in un supermercato a Biancavilla, siamo nel Catanese, sono stati 2 arresti, un sequestro di 3 milioni di euro. Lavoravano per 1,60 € l'ora per 65 ore settimanali, 2 riposi al mese, turni massacranti, nessun rispetto delle ferie, oltre alla mancata sicurezza del luogo di lavoro. Il triste scenario di sfruttamento a Biancavilla nel Catanese, dove la Guardia di Finanza di Paternò ha smascherato un sistema messo in atto in un noto supermercato affiliato alla grande distribuzione. Con l'accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro sono stati posti agli arresti domiciliari il rappresentante legale, il direttore commerciale, sequestrata la società del valore di circa 3 milioni di euro, ora affidata ad un amministratore giudiziario. Erano in 37 gli impiegati caduti nel vortice di un lavoro inaccettabile, ma accettato solo per la grave necessità, un punto sottolineato dal procuratore di Catania Francesco Curcio, per il quale lo stato di estremo bisogno economico ha limitato la loro libertà di scelta. L'inchiesta ha consentito di quantificare un'omissione nella corresponsione delle retribuzioni pari a 1,6 milioni di euro e il mancato versamento dei contributi previdenziali per un importo di circa 1,15 milioni di euro. A rendere più grave il quadro è la scoperta, a carico del rappresentante legale della società, di azioni di autoriciclaggio legate ai profitti illeciti ottenuti dallo sfruttamento. Lavoratori in nero sono stati poi scoperti dai carabinieri ad Acate, 12 su 12 presenti in un'azienda agricola. Elevate sanzioni amministrative per 52.000 euro ed è stato disposto il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Allora, Emanuela, veniamo da te con le notizie che arrivano, credo, dal quotidiano della Sicilia, proprio su questo tema. Sì, vediamo a Biancavilla il supermercato Lager paga da 1,60 € l'ora, turni fino a 65 ore a settimana, 100 ore di straordinario gratis al mese, senza ferie né diritti. Blitz della Guardia di Finanza pure appunto in questo supermercato. Ai domiciliari finiscono il titolare e il direttore commerciale. Ci sono naturalmente le reazioni, invocano più controlli Wiltux di Catania, CGL, Filcams, CGL. La CISL chiede un comitato permanente prefettizio interforze, mentre il segretario del PD Barbagallo dice occorre rivedere e potenziare le politiche di tutela dei lavoratori a partire dal salario minimo. Quindi torna appunto alla ribalta il tema del salario minimo. Interviene anche il sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno, che parla di episodi anomali nel nostro territorio. Le realtà legate alla grande distribuzione organizzata hanno saputo nel tempo dimostrare correttezza e capacità imprenditoriale. Tra l'altro il gruppo appunto di cui faceva parte questo supermercato, che era affiliato, ha preso anche le distanze naturalmente da questo trattamento disumano nei confronti dei lavoratori.
E adesso invece ci occupiamo di appalti e mazzette, un fiume di tangenti per pilotare appalti pubblici da milioni di euro. Ci sono stati diversi arresti, 5 per la precisione, una raffica anche di perquisizioni tra le province di Agrigento, Trapani e Catania. Appalti truccati in cambio di tangenti è quanto emerso da un'inchiesta della Procura di Agrigento che ha fatto luce su un presunto sistema corruttivo ben radicato, capace di condizionare l'assegnazione di lavori pubblici per milioni di euro nelle province di Agrigento, Trapani e Catania. 5 le persone arrestate, 2 in carcere e 3 ai domiciliari. In cella sono finiti 2 imprenditori favaresi, Diego Caramazza, 44 anni, e Luigi Sutera Sardo, 58, volto noto della politica locale ed ex assessore e consigliere provinciale. Ai domiciliari Carmela Moscato, compagna di Sutera, sua figlia Federica Caramazza e l'ex dirigente dell'ufficio tecnico di Ravanusa, Sebastiano Alesci. Secondo gli investigatori, in cambio di mazzette, alcune imprese si assicuravano l'assegnazione di appalti milionari. Tra questi la ristrutturazione della rete idrica di Agrigento, finanziata con oltre 37 milioni di euro, ma mai avviata. Un'opera fondamentale per la città, dove in molte zone l'acqua arriva ancora a giorni alterni a causa di una rete vetusta e inefficiente. Nell'elenco anche la riqualificazione dello stadio Dino Liotta di Licata e i lavori sulla strada provinciale Salaparuta Santa Margherita di Belice. Altre 8 persone risultano indagate, tra loro l'avvocato Rosaria Bentivegna, Antonio Belpasso, entrambi di Catania, Giovanni Campagna, segretario dell'ex assessore regionale Roberto Di Mauro, e il sindaco di Maletto, il catanese Giuseppe Capizzi. Secondo la squadra mobile e la procura, si trattava di un sistema collaudato che aggirava le regole della libera concorrenza, sfruttando subappalti non autorizzati e canali clientelari. Decisive per le indagini anche le segnalazioni dell'ANAC. Anche questo abbiamo visto un tema che viene trattato dal quotidiano La Sicilia. Siamo sempre sulla stessa pagina. Agrigento, capitale della mazzetta, 5 burocrati e imprenditori arrestati. Nel mirino i lavori per la rete idrica della città dei Templi, 13 indagati, ma non è finita. E poi la Tangentopoli in Salsasicula passa anche da Catania, come sentivamo nel servizio. I poliziotti della mobile hanno bussato anche a casa di Giuseppe Capizzi, sindaco di Maletto, ma soprattutto l'imprenditore che si è aggiudicato i lavori da 37 milioni per abbeverare le case degli agrigentini. Poi c'è anche un nome coperto da omissis da scoprire, perché sarebbe proprio l'anello di congiunzione tra il sindaco e Sebastiano Alesci, che è stato commissario di gara per la rete idrica nella città dei Templi. Torniamo a occuparci della strage di Monreale che è costata la vita a 3 giovani di Palermo. Ne parleremo anche durante il nostro programma stamattina con un collegamento in diretta, sentiremo il sindaco proprio di Monreale, e in queste indagini è stata fondamentale la coraggiosa denuncia di una ragazza che ha fornito elementi decisivi proprio per, diciamo, importanti per gli investigatori. Il coraggio di dire e denunciare senza tentennamenti, con lucidità, in modo preciso, i fatti di cui è stata testimone. La fidanzatina di una delle vittime della strage di Monreale è stata fondamentale per incastrare alcuni degli autori della mattanza costata la vita a 3 giovani di Monreale. 3 accusati di strage sono già stati individuati e si trovano in carcere. L'ultimo è Mattias Conti. Per la giudice Ivana Fassallo non ci sono dubbi, è il secondo giovane che ha sparato la sera del 27 aprile scorso. Nel proseguo delle indagini che hanno portato all'arresto di Salvatore Calvaruso e Samuel Acquisto, si legge nell'ordinanza, emerge chiaramente il ruolo di Conti. Ha sparato mentre era in piedi e poi come passeggero a bordo della moto guidata da Acquisto. C'è la foto di gruppo consegnata dalla coraggiosa fidanzata di una delle vittime, che lo ritrae con il giubbotto bianco descritto da numerosi testimoni. Distrutta dal dolore per la perdita di una persona a lei cara, l'ha postata manifestando tutta la sua rabbia. La ragazza era presente al momento della rissa, della successiva sparatoria e infine della fuga. La giudice ha riconosciuto il valore del gesto della ragazza, che ha reso possibile l'arresto di Conti, inchiodato anche dalle telecamere di sorveglianza, dai tabulati telefonici e dai suoi occhiali persi e ritrovati sul luogo della strage. Ma c'è anche un'altra foto postata su Instagram da un altro giovane. Il messaggio che l'accompagna è eloquente: chi a sinistra sparò e quello a destra portava il motore. Si cercano adesso gli altri complici. E proprio su questo tema, cioè la ricerca dei complici, che si concentrano le indagini degli investigatori.
Sì, vediamo su Repubblica, indagini parallele, chat e foto, la strage di Monreale è vissuta sui social network. Spesso i social sono anche uno strumento che aiuta gli inquirenti proprio per venire a capo di alcuni casi di cronaca come questo, perché fondamentale è stata questa foto che appunto vediamo, e vediamo anche il commento della ragazza, appunto della fidanzata di una delle 3 vittime, che poi ha fatto avere questa foto agli inquirenti. Il suo commento fu: ecco a voi le facce di sticati, Munnizza, siete l'aborto. E in queste 3 foto, in questa foto si riconoscono i 3 appunto al momento fermati dagli investigatori, e quindi Acquisto, Calvaruso e poi l'ultimo ragazzo, Conti. Commenti con minacce e insulti, ma anche piste che sono diventate fondamentali appunto per il lavoro degli inquirenti. Ed è slittata, almeno per il momento, a causa del maltempo, la ripresa delle operazioni di recupero del Beisan, ma l'area dove c'è stato l'affondamento del veliero è stata dissequestrata dopo l'autopsia sul sub che è deceduto durante le prime operazioni per il recupero per l'appunto del veliero. Dall'autopsia sarebbe confermata l'ipotesi che a causare la morte del sub sarebbe stata una esplosione subacquea. Esplosione dovuta probabilmente a sacche di idrogeno formatesi durante le operazioni di taglio del Boma che tiene ancorato il grande albero allo scafo della nave. Sarebbe questa la causa della morte ad alta profondità del sub olandese di 39 anni rimasto ucciso la scorsa settimana durante le operazioni di recupero del Bayesian, il veliero affondato il 19 agosto scorso a Porticello uccidendo 7 persone. L'autopsia sul corpo del sub è stata eseguita all'Istituto di Medicina Legale di Palermo e i rilievi confermano che la morte è compatibile con gli esiti di un'esplosione. Non ci sono ustioni sul corpo, ma la ricostruzione parla appunto di un'esplosione che avrebbe fatto saltare alcuni pezzi di metallo che hanno tranciato i cavi delle telecamere che seguivano le operazioni e quelli dell'ossigeno, danneggiando anche la tuta del sub. Bisogna aspettare altre analisi per capire se la morte sia da attribuire alla decompressione improvvisa o ad altri fattori di profondità. Intanto possono riprendere le operazioni di recupero. La magistratura ha dissequestrato l'area, ma la ripresa delle attività in profondità attesa per oggi è slittata a causa del maltempo. L'azienda sta comunque svolgendo altre attività propedeutiche al recupero. E adesso parliamo di Beisan. È un giallo ancora questo naufragio del super yacht di lusso, appunto, che è naufragato nelle acque di Porticello. Andiamo a vedere Repubblica Palermo, che scrive così: lo shock dei superstiti, salvi grazie ai mobili accatastati. La testimonianza di chi è sopravvissuto al naufragio nel report dell'ente governativo inglese, perché ci sono 2 filoni di inchiesta, uno italiano, uno naturalmente inglese. Il MAIB, natante vulnerabile al vento. La procura di Termini invece parla di errore umano. Quindi 2 inchieste con diciamo 2 filoni anche diversi, perché se per la procura italiana si parla di responsabilità umane, invece gli inglesi tendono ad escludere questo, ma a parlare proprio della costruzione del veliero. Ovviamente accuse che vengono respinte dai cantieri perini che hanno realizzato il Beisan. Intanto, riprese ieri le operazioni di recupero del relitto, l'autopsia ha confermato che il sub olandese è morto per un'esplosione avvenuta sott'acqua durante il taglio della Boma. Vediamo anche la Sicilia, il Beisan affondato perché vulnerabile a venti estremi, appunto la tesi inglese, eseguita l'autopsia sul corpo del sub morto dopo un'esplosione durante il recupero. Ancora la Gazzetta del Sud, vediamo oggi se ne occupano tutti del Beisan, vulnerabile ai venti, report britannico scuote le acque, difetti di progettazione del veliero costruito in Italia, il consulente della procura. Tesi ardita, a fine mese la barca sarà in secca e ogni cosa potrà essere analizzata. Sarà interessante anche capire cosa è racchiuso in quei file che sono stati appunto
estrapolati dal relitto e quindi che verranno analizzati. E poi invece andiamo anche sul Messaggero, perché il Messaggero scrive così oggi: il disastro del Baesian, il marinaio faceva i video invece che lanciare l'SOS. Questa è, diciamo, un'altra novità, un altro elemento che si aggiunge a quelli che abbiamo già analizzato. Il report degli esperti inglesi conferma il nesso tra tragedia e tempesta. La forte velocità dei venti e l'allarme dato in ritardo sarebbero stati sufficienti per far affondare il veliero. Quindi ci sarebbe stata un po' una disattenzione da parte di questo marinaio che appunto era più intento a filmare la tempesta piuttosto che a lanciare l'allarme, che sarebbe stato dato con ritardo appunto al comandante James Cutfield, che ricordiamo è uno degli indagati. Abbiamo forse qualche prima pagina da fare vedere? Sì, allora vediamo intanto la prima pagina di Repubblica. Palermo, la sanità ancora in primo piano, indagine della finanza sul buco da 40 milioni, le fiamme gialle nella sede dell'assessorato su mandato della Corte dei Conti, chiesti gli atti del piano per nuovi reparti ospedalieri varato durante la pandemia. E ancora andiamo a vedere la prima pagina della Gazzetta del Sud con la Sicilia. Una manovra blindata e senza mance, scrive così oggi appunto la Gazzetta. Schifani ha convocato per lunedì il vertice di maggioranza, potrebbero essere impegnate risorse sino a 75 milioni di euro. Sul tavolo ci sono anche le nomine di alcuni enti che sono commissariati. Il Presidente ribadirà che non accetterà emendamenti e chiederà ai segretari di partito di filtrare alcune proposte. Il Giornale di Sicilia: soldi e poltrone, ora si tratta, un tesoretto da 25 milioni e nomine di sottogoverno. Schifani convoca gli alleati per accelerare appunto il sì alla manovra, e c'è pure il piano sblocca assunzioni. Vediamo l'ultima pagina, la Sicilia. E quindi tra le notizie in primo piano c'è questo caporalato in un discount, al discount degli schiavi. E ancora vediamo l'inchiesta di Agrigento, la cricca degli uffici tecnici, 5 arresti e 13 indagati. E poi per trasporti e turismo c'è questa novità che farà molto piacere ai catanesi, perché decolla la Sicilia da sogno, c'è il volo diretto New York-Catania, un'occasione per lo sviluppo. Grazie Emanuela, adesso ci colleghiamo come sempre, come facciamo tutte le mattine, con la Polstrada, il compartimento della Sicilia orientale. Andiamo a Giardini Naxos, dove c'è l'assistente capo Giuseppe Arena. Buongiorno. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Cominciamo subito con un aggiornamento sulla viabilità dell'autostrada 18 Messina-Catania e segnaliamo le ormai consuete code per lavori tra Giarre e San Gregorio. Però l'autostrada rimane transitabile, seppur con qualche rallentamento. Sulla tangenziale di Catania, direzione Siracusa, ci sono dei rallentamenti per intenso traffico, così come anche da San Gregorio fino al centro città a Catania. Per quanto riguarda la strada statale 121, la Catania-Paternò, ci sono sempre rallentamenti per intenso traffico. La Valle del Dittaino vede sempre i lavori di rifacimento del ponte Dittaino, quindi si consigliano sempre le viabilità alternative. Per quanto riguarda la Catania-Siracusa-Modica, rimangono sempre i vincoli per quanto riguarda la viabilità tra Avola e Cassibile. Poi per il resto fortunatamente per oggi non si segnalano altre anomalie. Da Giardini per oggi è tutto e buona giornata. Grazie, buon lavoro. Adesso ci ritroviamo ovviamente lunedì con le notizie che arrivano dalla Polstrada, considerato che ci fermiamo per il fine settimana con Buongiorno Sicilia. E allora adesso andiamo a vedere proprio in diretta quello che succede a Catania. Siamo con la telecamera su via Vincenzo Giuffrida, traffico piuttosto intenso in ingresso, in uscita dalla città o in direzione circonvallazione. La situazione decisamente migliore. Adesso prima sosta della mattinata, ci ritroviamo fra poco per la rassegna stampa nazionale. E adesso cominciamo a leggere i quotidiani nazionali con Emanuela.
Sì, allora partiamo naturalmente dal vertice di Istanbul che doveva rappresentare un passo avanti per quanto riguarda la tregua della guerra in Ucraina, ma tutto si è arenato, quindi vediamo la Repubblica, Mosca-Kiev, trattativa tra l'altro tra i veleni, senza Putin, anche Zelensky non va a Istanbul, scambio di offese tra russi e ucraini, ma oggi le delegazioni si incontrano. Trump: non succederà nulla se non ci sono io, non c'è neanche Trump praticamente. La stampa ucraina, la beffa di Istanbul, via i colloqui ma senza i leader, Zelensky non va, farsa del Cremlino dice, e Mosca risponde: è un clown, oggi l'ultima chance. Trump: finché non ci vediamo io e Vladimir non cambia nulla. E poi l'Europa che spinge di nuovo per nuove sanzioni alla Russia. Il Riformista mette la foto invece di Putin e scrive: il sabotatore. Putin diserta il vertice di Istanbul e fa saltare i negoziati. Un vaffa a Zelensky, Erdogan e Trump non vuole la pace. L'unità. Istanbul deserta, la pace è più lontana. Trump e Putin disertano il vertice in Turchia. Il Corriere della Sera, oggi il vertice, insulti appunto tra Mosca e Kiev che non se le sono mandate a dire, quindi non sembra proprio un clima disteso volto poi a quella che è la pace. Zelensky: la loro delegazione è una farsa, la replica: pagliaccio, Trump: senza di me Putin non tratta. Prima di vedere l'approfondimento di questa notizia invece parliamo totalmente di altro, il grande tennis italiano che continua a regalarci grandi gioie, perché se da un lato Sinner continua a vincere, dall'altro c'è anche Jasmine Paolini che finisce in finale appunto agli internazionali di tennis di Roma. Jasmine vince in rimonta, Yannick schianta Ruud, oggi invece c'è Musetti Alcaraz, e quindi vediamo da un lato impresa di Paolini che è in finale e poi è Sinner, ma sembra Tyson, scrive oggi il Corriere. Anche perché ieri Ruud, insomma, a fine partita ha fatci delle dichiarazioni, praticamente dice: io ribattevo palla su palla, però mi rimbalzavano praticamente, era una sorta di muro. Allora ci facciamo un attimo più seri perché andiamo a vedere naturalmente questi colloqui flop appunto a Istanbul. Inizio in salita, Trump: toccherà a me e Putin, delegazioni appunto a Istanbul tra insulti e accuse, ma oggi parte questo vertice, il gioco delle mediazioni, le tappe che vengono proposte oggi dal Corriere, appunto tutto nasce da questo, da Putin che propone dei negoziati diretti, una palla che è stata subito colta da Zelensky che ha detto: bene, allora andiamo a Istanbul e parliamo, facciamo un confronto, appunto un bilaterale. Poi l'ultimatum dei volenterosi che lanciano un ultimatum appunto a Putin: se non accetta una tregua di 30 giorni subirà nuove più dure sanzioni dall'Europa. Questa è la linea che continua a scegliere parte dell'Europa, cioè i volenterosi per l'Ucraina. Le pressioni di Trump, il presidente che fa pressioni sul leader ucraino affinché si rechi in Turchia per poter avere un contatto diretto con il presidente russo Putin, e poi le defezioni di Putin e di conseguenza anche di Zelensky, quindi un nulla di fatto ad oggi, ma qualcosa potrebbe anche cambiare. E poi la strategia: pressione sullo zar, così Washington pensa al rilancio insieme all'Europa, l'azione del segretario di Stato statunitense Rubio. Oggi si parla tanto di cronaca, intanto perché ieri ci sono stati 3 nuovi femminicidi in poche ore. Le 3 donne uccise in un giorno, il giallo a Fregene per una donna che viene accoltellata in casa, fermata la compagna del figlio che era appunto nella villa, potrebbe averla uccisa nel sonno. E poi in Emilia Romagna vuole lasciarlo, viene trovata morta, l'ho soffocata e sono fuggito, queste le parole appunto dell'assassino. E a Civitavecchia il delitto della ex poi si costituisce, aveva l'ordine di starle lontano, una misura ovviamente che non è stata rispettata. A proposito di misure nei confronti di questi uomini abusanti, ci sono state ieri delle parole che hanno fatto gridare allo scandalo del ministro Nordio, un'altra gaffe possiamo dire del ministro Nordio, che a proposito dei braccialetti elettronici ha detto
beh sì, va bene il braccialetto, però le donne poi devono fuggire, devono scappare, ecco. Le donne si rifugino in chiese e farmacie, polemica su Nordio. Lui ha detto ieri al Question Time: nel momento dell'allarme molto spesso la vittima si trova a una distanza non compatibile con l'intervento delle forze dell'ordine in relazione al warning. Se si ritiene che la distanza di 10 km sia sufficiente per tenere a distanza il potenziale aggressore, molto spesso la comunicazione funziona, ma in quei minuti in cui funziona l'avvertimento, il warning, i mezzi di trasporto della persona potenziale aggressore sono già riusciti a raggiungere la vittima. Quindi diciamo dal momento dell'allarme fino a quando non intervengono le forze dell'ordine la persona potrebbe avvicinarsi alla vittima. Allora bisognerebbe non utilizzare più questo metodo a questo punto. Esatto, e quindi lui cosa consiglia? Alle donne: intanto scappate, non aspettate le forze dell'ordine sostanzialmente. La risposta delle opposizioni, in particolare delle parlamentari del Movimento 5 Stelle, è stata questa: si è toccato il fondo della decenza, invece di dire oscenità il ministro pensi a salvare le donne che non possono essere abbandonate alla loro sorte. Quindi insomma i braccialetti elettronici ancora sono molto divisivi, perché se funzionano spesso appunto non ci sono i tempi per intervenire, se non addirittura non funzionano, ecco, sappiamo bene come è finita in purtroppo tante tragiche circostanze. Il Messaggero, vediamo Ucraina vertice verso il flop, ma poi c'è anche questa notizia che riguarda i rapporti tra la Germania e invece il nostro paese. L'SPD attacca l'Italia, i socialisti tedeschi escludono Roma dai partner strategici, questa è la posizione. Tajani, anti-europei. E poi oggi si parla tanto del giallo di Garlasco, perché spunta un SMS di una delle due gemelle K. Andiamo a vedere velocemente all'interno. Le ricorderai, le gemelle K, quando ci fu l'omicidio di Chiara Poggi, pubblicarono questa foto di Chiara appunto e loro vestite tutte di rosso, salvo poi scoprire dopo poco tempo che si trattava di un fotomontaggio. E diciamo i media, ma anche gli inquirenti si sono chiesti: ma perché hanno fatto una cosa del genere? Ecco che adesso rispuntano i nomi di queste due ragazze, Stefania e Paola K, perché è stato trovato uno dei 280 messaggi scritti appunto da Paola K, cugina della vittima che non è indagata, dove praticamente lei scrive così: forse abbiamo incastrato Stasi. Dopo 18 anni spuntano questi SMS e anche lì insomma c'è molto... Bisogna vedere però in quale contesto viene scritto questo messaggio anche. Saranno sentite le cugine K, saranno sentite. Ricordiamo che al momento, in questo nuovo filone d'inchiesta che si è aperto dopo 18 anni, l'unico indagato è Andrea Sempio, l'amico appunto di famiglia, amico del fratello di, lo vediamo qui all'interno del Messaggero, amico del fratello di Chiara. Sempio, le cugine e gli amici, i tanti fantasmi del giallo. Gli inquirenti tornano a concentrarsi sui ragazzi appunto che frequentavano la casa e nelle indagini riappaiono dopo 18 anni vecchie conoscenze del fratello di Chiara. Se ho ancora qualche secondo vi faccio vedere questo frame di un video durante l'interrogatorio di Alberto Stasi, che abbraccia Stefania K in caserma nel 2007, 4 giorni dopo il delitto di Chiara. Quindi insomma c'è ancora molto da capire. L'ultima notizia, Angelo, perché è una cosa comunque che sicuramente farà piacere al nostro paese, perché l'America's Cup per la prima volta si disputa in Italia, nelle acque di Napoli. A dare l'annuncio è stata direttamente la Premier Meloni. Bene, grazie Emanuela, più avanti ci ritroveremo con te con i quotidiani. Adesso vediamo le previsioni meteo e poi il primo ospite della nostra mattinata. Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Venerdì il vortice di bassa pressione sarà ancora in azione sullo Ionio, porterà piogge e rovesci diffusi soprattutto sull'Italia meridionale e peninsulare, mentre migliora sui versanti tirrenici e anche sulle isole maggiori. In Sicilia avremo comunque ancora delle piogge, specie sul versante tirrenico, mentre maggiori schiarite prevarranno sui settori meridionali della regione. Ventilazione sostenuta da nord-ovest con mari generalmente mossi o molto mossi. Temperature in leggera ripresa sul
versante meridionale intorno ai 22-23 gradi. Nella giornata di sabato poi aumenta la pressione, il tempo migliora definitivamente anche in Sicilia. Avremo una giornata con schiarite prevalenti, cieli poco o parzialmente nuvolosi, ventilazione più debole e anche le temperature tenderanno ad aumentare con valori massimi molto gradevoli, tipici del periodo e generalmente compresi tra 20 e 25 gradi. Per il momento è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Desiree, ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. E allora siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, primo ospite della mattinata per omaggiare a montagna, per omaggiare l'Etna, per omaggiare per l'appunto il vulcano. Adesso faccio vedere, eccolo qui, lo stiamo facendo vedere con le nostre telecamere, l'Etna. Questo è è un bel malloppo che contiene tantissimo. Stamattina parliamo di un progetto finalmente arrivato a compimento, durato tantissimi anni, cominciato nel 2008 se non dico male. Intanto ringrazio Luigi Ingaliso che è docente di storia delle scienze e delle tecniche dell'Università di Catania. Professore, allora, ci sono voluti quasi 17 anni per tradurre quello che era un tomo scritto in tedesco. Stiamo parlando del 1880, se non ricordo male, un'opera del tedesco Wolfgang Sartorius von Walterhausen. Walterhausen, scusi, il mio tedesco non è diciamo, esattamente perfetto, però insomma, che cosa è questo libro? Perché ci sono voluti tanti anni, tantissimi anni per poter poi portare a realizzazione. Intanto buongiorno a lei e ai suoi telespettatori e grazie per l'invito. Allora, questo rappresenta di fatto la conclusione di un progetto, come diceva lei, iniziato nel 2008 dall'Accademia Joenia e che ha visto una prima tappa fondamentale nella pubblicazione del primo volume, tratto per i tipi di Domenico Sanfilippo Editore, nel 2013. E in quel tempo, in quell'anno, fu pubblicata la parte più descrittiva dell'opera, quindi il viaggio di Sartorius in Sicilia, la storia delle eruzioni dell'Etna, eccetera. Rimaneva sullo sfondo la parte più tecnica, quella più di vulcanologia, petrografia, geologia, che naturalmente era la parte più complicata, perché restituire in un linguaggio attuale termini ottocenteschi, di un tedesco ottocentesco, ha richiesto un lavoro complesso, con un team di esperti e quindi di fatto oggi vede la luce grazie anche allo sforzo di NGV che di fatto è l'editore stampatore di questo volume. Diciamo che Assieme a lei ha lavorato anche il direttore dell'INGV Stefano Obranca, diciamo che una collaborazione, una sinergia. Prima ci diceva lei perché molti termini, perché è una sorta, possiamo definirlo un compendio di quello che rappresenta anche il patrimonio storico e scientifico che è legato al vulcano Etna, questo lavoro. Assolutamente sì, con Stefano oltre all'amicizia ci lega un rapporto scientifico ormai decennale. Di ISUM, UNICT e INGV Osservatorio Etneo lavorano assieme appunto da 10 anni su temi che riguardano la vulcanologia etnea e questo assieme agli studi su Rittmann rappresenta uno dei punti cardine delle nostre ricerche. È un trattato che ci fa capire lo scarto tra la vulcanologia che si praticava in qualche modo a Catania, che era molto descrittiva ancora nell'Ottocento, pur essendoci appunto degli studiosi molto importanti, cito per tutti Gemellaro, e ciò che si faceva in Europa. Cioè questi sono dei grandi viaggiatori che portano grandi novità, analisi geochimiche e geofisiche del vulcano, che prima non si facevano perché ancora a Catania non avevamo queste tecnologie. Ed è un compendio generale, perché Sartorius si spinge, Sartorius Lasò in realtà, perché il curatore dell'opera è Lasò, ma ne rappresenta di fatto anche quello il quale la riscrive per alcune parti, rappresenta una storia del vulcano, dalla sua genesi sino diciamo, al 1800. Ma diciamo che
si possono rintracciare, c'è una sorta di analisi topografica, geognostica, proprio anche della Valle del Bove, l'evoluzione proprio di come si è trasformato il vulcano nel corso di tantissimi anni. Assolutamente sì, la Valle del Bove rappresenta il core del vulcano. Sartorius, Laso la analizzano nei minimi dettagli, fanno delle cartine, rappresentano dei dicchi che oggi non possiamo più vedere perché le colate successive li hanno in qualche modo coperti, e c'è tutta una parte dedicata a questo sprofondamento, diciamo, del vulcano, che è costituito dalla Valle del Bove, con cartine molto accurate. In realtà Sartorius voleva fare un trattato di geologia, viene spinto in Sicilia da Hoffman per fare un trattato di geologia sull'Etna, ma si accorge che arrivando in Sicilia che manca una parte topografica, cioè non c'è una cartina del vulcano che possa essere coerente con le sue aspettative, quindi prima della parte geologica fa la parte topografica, ecco perché il volume è così ricco di cartine. Oggi, nel pomeriggio di oggi alle 17:30, c'è la presentazione ufficiale proprio del libro. Noi stiamo parlando in anticipo oggi a Buongiorno Sicilia, e la presentazione avverrà al Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania. Siamo in Piazza Dante, con la partecipazione chiaramente sua, di Stefano Branca, ma anche di altri esperti, di coloro che sono appassionati anche del vulcano. Assolutamente sì, verrà per la prima volta in veste ufficiale il nuovo presidente nazionale degli NGV, quindi siamo molto grati per questa sua presenza. Ci sarà il presidente dell'Accademia Geoenia, appunto il professor Daniele Condorelli, e ci sarà un collega esperto in storia delle geoscienze dell'Università dell'Insubria che di fatto farà la relazione scientifica su questo volume, quindi io spero che buona parte gran parte della cittadinanza possa venire ad ascoltare questa nuova narrazione appunto del vulcano, la prima moderna in senso stretto. Insomma, è un racconto con la genesi, la trasformazione. Dove arriviamo? Quando ci si ferma con questi volumi? Allora, in realtà il Sartorius viene pubblicato, come giustamente diceva lei, nel 1880, però la cosa, diciamo, significativa è che noi abbiamo la traduzione, ma anche un volume di saggi che accompagnano il lettore a capire meglio le dinamiche del Sartorius, che si spingono fino a un quadro, a una cornice storica nel primo Novecento, quindi con Rittmann e la nascita dell'INGV. Quindi diciamo che c'è anche una spiegazione. Certo, no, il lettore ha bisogno di essere guidato, perché la parte molto tecnica, quindi ci sono più livelli di lettura, quindi ci sarà il geologo che leggerà appunto la parte geologica, il petrografo eccetera, ma anche il curioso che si interessa di storia dell'Etna può trovare la cornice narrativa dove si sviluppa quest'opera. Diciamo che è una sorta di premio anche all'Etna, un omaggio, possiamo dire un omaggio all'Etna come vulcano, perché noi lo vediamo la mattina quando alziamo lo sguardo, ci rivolgiamo verso l'Etna, è una sorta di amico, un compagno di vita di tutti i giorni quotidiano, però è un vulcano attivo, è un vulcano che spesso si fa sentire, molto spesso si fa sentire, avvertiamo non solo i boati, ma avvertiamo la cenere, la pioggia vulcanica, molte volte i tremori. Però è rassicurante l'Etna, per tutti coloro che vivono attorno all'Etna in qualche modo rappresentano un compagno di vita quotidiano. E che cosa possiamo dire? Che descrizione viene fuori del vulcano da questo Allora, volume? il Sartorius, Laso danno una descrizione, diciamo, molto analitica del vulcano. Io utilizzerei due chiavi di lettura. La prima è molto attuale, cioè conoscere quest'opera serve a creare più simpatia, empatia con il territorio in cui noi viviamo, capire meglio questa struttura che ci fa compagnia praticamente da quando nasciamo a quando moriamo, e contestualmente ci dà anche una lettura di carattere storico-scientifico di un vulcano che è tra i più studiati al mondo, tra i più monitorati al mondo, e che ogni volta che erutta porta in Sicilia una quantità significativa di studiosi e ricercatori che ancora una volta si spingono sulle pendici dell'Etna per prelevare la lava, per capire le dinamiche delle eruttive, eccetera. Quindi diciamo una visione dell'Etna a 360 gradi. Allora, se volete saperne di più, l'appuntamento è oggi pomeriggio, 17:30, siamo al Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania.
diciamo anche il luogo, Piazza Dante, in modo da avere un punto di riferimento per la presentazione ufficiale di Der Etna, titolo proprio originale, no? Siamo rimasti in Germania per farci affascinare dopo 145 anni ancora dal vulcano, almeno per quanto riguarda chiaramente i primi, questo scritto, 1880, mamma mia, tanto Sartorius tempo. era morto, Sartorius è morto da 4 anni. Colui il quale realizza l'opera, quindi la mette veramente come noi la conosciamo oggi, è Lassault, che è il curatore ma è anche un coautore dell'opera. Questo emerge in modo chiaro proprio dalla struttura. Grazie al professor Luigi Ingaliso, che è docente di Storia delle Scienze e delle Tecniche dell'Università di Catania. Buon lavoro. Grazie a voi. Ci fermiamo per qualche momento e poi cambieremo argomento, perché parliamo dell'intelligenza artificiale e della nostra salute. Cerchiamo di capire e scoprire come ci può aiutare e se ci può aiutare l'intelligenza artificiale. A dopo. Rieccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Adesso parliamo, come anticipato, dell'intelligenza artificiale al servizio della salute. E per farlo in studio con noi, buongiorno, c'è il professore Tommaso Piticchio, che è un ricercatore dell'Università Core di Enna, ma è anche consigliere dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Catania. Buongiorno, lei è un endocrinologo. Sì. Allora, l'intelligenza artificiale prima era qualcosa di astratto, lontana da noi, si pensava ma quando arriverà, come arriverà, che cosa farà. Ormai mi pare di poter dire che è entrata quasi nella nostra vita quotidiana, lo fa attraverso i nostri telefonini, lo fa attraverso altre applicazioni sui computer e lo fa anche nella medicina, perché a parte avere chiaramente una velocità che probabilmente l'uomo ancora non ha e che non avrà mai, aiuta, dà un contributo importante. Certo. Allora intanto buongiorno a tutti i telespettatori. Come lei ha già accennato, l'intelligenza artificiale costituisce una rivoluzione in tutti gli ambiti della nostra società, lavorativi, culturali, e ovviamente anche in ambito sanitario, sia dal punto di vista della ricerca, sia dal punto di vista della pratica clinica e quindi della cura del paziente. Ora, l'intelligenza artificiale de facto non è una chimera, è uno strumento e come ogni strumento bisogna conoscerne le varie sfaccettature affinché possa essere utilizzata in maniera utile, in maniera etica ed a supporto di tutte le scelte cliniche e non solo, ma anche delle strategie di ricerca che vanno ad essere condotte ogni giorno, perché l'obiettivo deve sempre rimanere quello che è, come dire, dentro ogni medico, cioè la salute dei cittadini e quindi ovviamente poi la cura del paziente, il miglioramento, la personalizzazione delle cure dei pazienti. L'Ordine dei Medici di Catania, devo dire che ha molto a cuore far sì che tutti i propri iscritti si avvicinino a questo processo conoscitivo, perché meglio tu conosci ovviamente lo strumento, meglio puoi governare il processo decisionale. E pertanto, in particolar modo con la Commissione Giovani dell'Ordine dei Medici, stavamo iniziando a lavorare sulla strutturazione di un evento a tal proposito. Contestualmente ci siamo confrontati con la professoressa Ferrante, che colgo l'occasione di salutare e ringraziare, direttrice dell'unità di igiene ospedaliera al Policlinico, che con il suo gruppo di lavoro stava già strutturando un evento a tal proposito e quindi abbiamo scelto di unire le forze, di fare questa joint venture e organizzare questo evento di cui stiamo parlando oggi. Che è domani pomeriggio, anzi domani mattina alle 9, aula magna centrale dell'edificio 13 del Policlinico di Catania, via Santa Sofia, numero 78. Allora, ma tornando all'intelligenza artificiale, oggi le nostre strutture e infrastrutture, che possono essere più o meno, diciamo, moderne, più o meno, vengono attrezzate anche possono essere attrezzate di strumenti particolari che possono in qualche modo aiutare ad affrontare quello che è il problema dell'invecchiamento, il problema delle nuove minacce epidemiologiche che possono presentarsi. Abbiamo vissuto qualche anno fa il Covid, dietro l'angolo ci possono essere nuove minacce. Da questo punto di vista l'intelligenza artificiale può essere un valido supporto. Assolutamente sì, infatti come le ho detto prima è uno strumento che deve essere conosciuto bene
e solo una volta che viene conosciuto bene può essere utilizzato a supporto. L'importante, l'obiettivo è quello come dire, di far sì che lo strumento sia a supporto delle decisioni del medico e non sia lo strumento che va poi a indirizzare o comunque a decidere al posto del medico. Questo è fondamentale. Anche okay? perché l'intelligenza artificiale chiaramente non può prendere una decisione. Assolutamente no, anche perché de facto lo strumento va a proporre delle scelte su dei dati statistici. Poi il medico che ha davanti il paziente, che conosce la popolazione, conosce il contesto epidemiologico, è ovvio che poi va a prendere le proprie decisioni. Mi ricollego a quello che ha detto lei su due aspetti fondamentali. Da una parte epidemiologia e quindi malattie, e quindi in particolar modo malattie infettive, rischio biologico, e dall'altra parte le malattie non comunicabili, quindi malattie metaboliche di cui mi occupo io in ambito di ricerca, e poi anche ovviamente malattie cardiovascolari e carcinomi. Sono i topic dove l'intelligenza artificiale può avere una maggiore espansione, può avere una maggiore utilità, proprio perché si parla di grande impatto sulla popolazione, si parla di grandi numeri, e quindi ovviamente questo strumento che riesce ad elaborare tanti dati che prima non avevamo e ora riusciamo con il digitale a poter raccogliere, a poter condividere, ovviamente ci aiuta a rielaborarli e quindi poi a prendere le decisioni e a poterli analizzare in maniera adeguata. Professore, serve un approccio multidisciplinare nel acquisire anche quelli che sono i dati forniti che vengono raccolti dall'intelligenza artificiale? Sì, allora sia nell'acquisire, sia nell'utilizzarli, sia nell'interpretarli. Il convegno, l'evento, diciamo che va a coinvolgere già di per sé varie figure, esperti sia dal punto di vista ingegneristico che dal punto di vista tecnico, vari specialisti del mondo della sanità, proprio a far comprendere come questo topic sia di interesse per tutta una serie di figure professionali. Contestualmente è ovvio che quando si lavora con dei grandi numeri, dei grandi dati, è necessario avere il supporto dello statistico piuttosto che dell'ingegnere informatico, piuttosto che del tecnico che va ad analizzare alcuni aspetti, e ovviamente le competenze del clinico che parte dal problema del paziente, dalle problematiche dei pazienti, dell'ammalato. Un'osservazione spontanea, perché quando si parla di approcci legati anche all'informatica, alla raccolta dei dati, a dati sensibili, certo. E quindi la privacy, in particolare nella circostanza dei pazienti, certo. è fondamentale capire come poter intervenire anche da questo punto di vista. Sì, ci sarà una sessione dedicata sia all'etica sia agli aspetti medico-legali, diciamo, della gestione di questi dati, sia anche all'opportunità e alle possibilità di implementare la comunicazione tra varie banche dati in maniera realmente da poter tutelare la privacy del paziente, gli interessi del paziente, sia dal punto di vista, come dire, di ciò che riguarda i propri dati personali, sia dal punto di vista di ciò che poi riguarda la propria salute. Quindi insomma ci stiamo preparando, stiamo preparando ad accogliere questa... Ci stiamo già lavorando, già la conosciamo, però dobbiamo iniziare a diffondere, condividere e disseminare meglio alcuni concetti affinché tutti la possano utilizzare adeguatamente. È fondamentale la traduzione proprio di quello che viene realizzato in termini pratici poi, e con una sorta di rapporto di collaborazione fra virgolette con quella che è l'intelligenza artificiale. Supporto. Quindi supporto dell'intelligenza, e poi c'è sempre l'uomo che interviene. Insomma, domani è aperto al pubblico questo incontro oppure soltanto per gli esperti? Allora, l'evento va a proporre la possibilità di acquisire 10 crediti formativi ECM, sono dei crediti che noi medici andiamo ad acquisire durante il percorso di formazione, diciamo. Esattamente, quindi è aperto in parte degli studenti di medicina, ma soprattutto a dei medici iscritti all'ordine dei medici, c'è l'aula magna, quindi comunque si possono iscrivere liberamente. E quindi c'è la possibilità di poter sapere qualche cosa in più su quello che è l'approccio, attenzione, stiamo parlando di approccio in questo momento con l'intelligenza artificiale, che però è di valido supporto per quello che può essere anche
insomma, la sanità in genere, la sanità pubblica anche, perché sappiamo che bisogna stare al passo coi tempi e da questo punto di vista si corre in una maniera spaventosa. Ci sarà, e noi, ripeto, come ordine cerchiamo di evitare questo gap. Purtroppo potrebbe esserci tra 5-10 anni la differenza tra chi utilizza l'intelligenza artificiale bene e chi non la utilizza o non la utilizza bene. Quindi l'obiettivo, ripeto, dell'ordine in questo caso, ma anche dell'università, con nel merito il gruppo della professoressa Ferrante, è quello di avvicinare i colleghi a questo processo conoscitivo. Bene, grazie allora al professore Tommaso Piticchio, che è ricercatore dell'Università Core di Enna, consigliere anche dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Catania, endocrinologo. Buon lavoro, speriamo che davvero si possa avere un aiuto, un supporto, un sostegno a quella che poi è l'attività fondamentale di tutti i medici, di tutti voi, che è a favore certo dell'ammalato, soprattutto per l'ammalato. Grazie ancora, ci fermiamo, breve sosta e poi andremo a Monreale. Di nuovo bentornati a Buongiorno Sicilia, come anticipato adesso ci colleghiamo con Monreale per parlare ancora una volta della strage avvenuta nella notte tra il 26 e il 27 di aprile. Buongiorno a Marco Cullà, che vedo già in collegamento, assieme a lui c'è anche il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono. Buongiorno sindaco, subito da parte mia una domanda, a prescindere da quelle che sono le indagini in corso, quello che si sta facendo, ma la sua città com'è cambiata rispetto a quanto avvenuto quella tragica notte? È ancora sotto shock? Vive quotidianamente quanto accaduto? Guardi, intanto buongiorno e grazie per l'invito. Chiaramente siamo dinanzi a una tragedia immane, per cui le conseguenze sono in corso e difficilmente ci saranno tempi di ripresa che possono essere quantificati nel breve termine. È chiaro che si inizia a avere una reazione, si comincia a prendere coscienza di quanto accaduto e nel tentativo di avviare quelle contromisure necessarie per risollevare una città che comunque è stata messa in ginocchio, qualche effetto comincia a vedersi, però sarà un processo lungo, sarà un processo di accompagnamento nel dolore non soltanto delle famiglie ma di una comunità che è stata completamente ferita, per cui sarà necessario davvero tanto lavoro e soprattutto il contributo da parte di tutti. Marco. Angelo è un sindaco che io personalmente conosco, l'ho intervistato anche in altre circostanze e lo vedo ovviamente ancora affranto, segnato ovviamente da questa tragedia, però voglio intanto complimentarmi con lui perché in occasione di quelle fiaccolate che sono state fatte proprio nel post strage il sindaco si è svestito dei panni di politico e ha indossato quelli di padre di famiglia. Le sue parole sono state abbastanza significative, confortanti anche, non soltanto per le famiglie insomma, delle vittime, ma soprattutto per tutta la comunità, in questo caso di Monreale, sindaco. Sì, purtroppo in un vuoto lasciato dalle istituzioni, perché ad oggi ancora nessun segnale di vicinanza è pervenuto a questa comunità, alle famiglie. Era doveroso innanzitutto... Scusami se la interrompo, sono un po' anche... Insomma, sta ripercorrendo un po' anche il messaggio che ha voluto lanciare il fratello di Massimo Pirozzo. Ha detto, manca insomma, l'apporto delle istituzioni in questo caso. Sì, Marco ha lanciato un messaggio importante dettato ovviamente da un dolore profondo che sta vivendo in prima persona, che sta vivendo la famiglia. Insomma, al di là di quanto accaduto, che chiaramente nessuno poteva immaginare si verificasse, però il fatto che non sia arrivato davvero nessun segnale, nessuna testimonianza di vicinanza, questo lascia tutti un po' perplessi
e soprattutto getta un po' nello sconforto, perché la prima cosa che ci si aspetta è che da enti sovracomunali o comunque dalle istituzioni che dovrebbero guardarci dall'alto almeno quella vicinanza necessaria per poter traghettare verso mari più sereni, penso che sia doveroso. Però Monreale ha reagito, sta reagendo piano piano, progressivamente, gradualmente, perché comunque Monreale è una cittadina che vive soprattutto di turismo, e allora vedere già i turisti che comunque vengono qui a Monreale, diciamo che ovviamente la tragedia non potrà mai essere archiviata, però c'è un secondo step che state cercando ovviamente di superare. Sì. Ma questo senza dubbio, perché comunque la forza e il desiderio di volersi rialzare è davvero tanta. E quindi sì, stanno ripartendo tutte le attività di normale gestione del territorio, il turismo non si è mai fermato, anzi è un momento davvero felice da questo punto di vista per la nostra città, che vede tante presenze nel proprio territorio, per cui piano piano e con i tempi che chiaramente sono naturali si cercherà di riportare Monreale a quella serenità che è stata persa circa 3 settimane indietro. Angelo. Sì, volevo chiedere al sindaco se, immagino certamente sarà così, è in costante contatto con gli investigatori che stanno facendo un lavoro davvero certosino, preciso, attento, grazie anche alla collaborazione di tanti cittadini, di tanti testimoni. Questo è probabilmente un elemento da evidenziare, da sottolineare. L'indignazione, la rabbia per quanto accaduto ha fatto scattare davvero un desiderio di ribellione per fatti che non hanno niente a che vedere poi con la nostra vita quotidiana. Se uno va sabato sera a passare qualche ora con gli amici non può poi perdere la vita, quindi bisogna assolutamente mettere un freno, e mi pare che la parte buona di Monreale sta partecipando alla ricerca, sta contribuendo alla ricerca dei colpevoli. Ce ne sono ancora altri secondo gli investigatori, però questo senso, diciamo, di appartenenza, questo senso di ribellione, questa voglia di giustizia che viene dimostrata da Monreale è importante da sottolineare. Guardi, sì, c'è stata davvero una collaborazione da parte di tutti che spontaneamente hanno deciso di fornire un contributo che poi è stato determinante per le indagini che sono ancora in corso, quindi non si sono concluse, così come il circuito di videosorveglianza sia di privati sia quello comunale, che ha consentito di ricostruire alcuni momenti fondamentali di quella tragedia. Questo dà il termometro di una città che si è sempre contraddistinta per serenità, trasparenza e che contava su un tessuto sociale davvero notevole. Oggi siamo dinanzi a una ferita difficilmente che troverà dei margini chiari nel tempo breve, però stiamo lavorando perché queste ferite possano tornare nuovamente a essere suturate e a quella normalità che è necessaria e doverosa per una Monreale che viva come ha sempre vissuto. Sindaco, io sono anche giornalista e sono padre di famiglia, voglio fare una domanda. Dico, ma lei è arrabbiato? Perché io lo sono, perché personalmente apprendendo alcuni dettagli che sono stati ricostruiti grazie ai testimoni, ma grazie anche alle immagini dei circuiti di videosorveglianza, apprendiamo ad esempio che questi criminali, chiamiamoli con il giusto nome, criminali, non indagati, non fermati, ma criminali, che hanno sparato, addirittura hanno fatto il segno di vittoria dopo aver ucciso questi ragazzi. Dico, provoca una rabbia anche, soprattutto quasi estrema in questo caso, verso
quello che è successo. Ma guardi, se dovessero parlare i sentimenti che governano in questo momento le emozioni, chiaramente griderebbero ogni parola che non può essere ripetuta. È chiaro che siamo tutti arrabbiati, siamo tutti indignati, però adesso è il tempo di lavorare, è il tempo di cercare di far risollevare una città e soprattutto di aspettare con grande ed estrema fiducia l'operato delle forze dell'ordine che possano consentire a queste persone quel destino che meritano, perché noi abbiamo perso 3 ragazzi splendidi, delle famiglie sono state distrutte, una comunità intera in ginocchio, ma almeno la possibilità di sapere che questa gente rimarrà per tutta la vita in carcere non porterà indietro nessuno, ma ci consentirà di guardare il futuro con una speranza diversa. Grazie al sindaco Alberto Arcidiacono di Monreale. Grazie a te Marco, grazie anche da parte mia al sindaco Alberto Arcidiacono. Noi ci fermiamo ancora, ma per pochissimo, perché andiamo a vedere delle pillole di almanacco e poi torniamo come sempre per le previsioni astrali per il fine settimana con Marco Amato. Il 16 maggio segna la Giornata Mondiale della Luce, un evento annuale che celebra il ruolo cruciale della luce nella vita di tutti i giorni. Questa giornata serve a ricordare come la luce, dalle tecnologie basate sulla fibra ottica alla conservazione energetica e oltre, sia fondamentale non solo per la scienza, ma anche per l'arte, l'educazione e lo sviluppo sostenibile. Ma dall'origine dell'atmosfera terrestre ai giorni d'oggi, la composizione chimica è rimasta sempre uguale? La risposta è no. Sono infatti presenti variazioni in concentrazione. All'origine dei tempi abbondavano gas leggeri come l'idrogeno H2 e l'elio He, oggi presenti in piccolissime quantità. La perdita dei gas più leggeri deve essere avvenuta a causa della temperatura presente allora sulla superficie terrestre, che essendo molto più elevata di quella attuale ha permesso a queste componenti di disperdersi nello spazio. Ci siamo al momento delle previsioni per il fine settimana, lo facciamo come sempre con Marco Amato. Buongiorno ancora Marco. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Che fine settimana allora, ci dobbiamo aspettare, diciamo così? E conto che dopo le turbolenze di Venere, che è stata assolutamente positiva e magnifica negli ultimi giorni, la protagonista di questo fine settimana sarà la Luna, ma una Luna in Capricorno, una Luna quindi irrazionale, un po' più austera, un po' che spegne i bollori dello zodiaco. Le signore dello zodiaco, peraltro, la Luna e Venere, litigheranno perché saranno in posizione di quadratura, quindi c'è l'esigenza di essere un pochino più razionali in amore, interrogarsi un po' sul significato delle cose. Così vi racconto per ogni segno zodiacale come sarà questo weekend. E allora inizio dall'Ariete, Ariete che con la Venere proprio ospite nei suoi gradi avrà a che dire soprattutto tra sabato e domenica con la Luna, proprio perché le esigenze affettive dovranno essere chiare. L'Ariete sta vivendo un momento di relazione ritrovata, rediviva, ma ha bisogno di sicurezze, non è il solito Ariete sicuro di sé, e questo weekend vorrete trovarle un po' con la dolcetta. Comunque dalla vostra parte, quindi andate sicuri. È una luna magnifica per voi, perché essendo in un segno di terra, magnifica sia voi che la Vergine. Ecco, vedete, quando la luna è in trigono, la spinta emozionale è decisamente positiva. Il Toro ha bisogno di pace per adesso e di grande serenità, e sono proprio i giochi planetari che consentono questo, visto che il Toro è finalmente uscito da un'epoca un po' brutta per adesso approcciarsi ad un momento più sereno. Gemelli, le giornate di questo weekend saranno contrassegnate da una luna che vi snobba un po', quindi potrete contare un po' su altri pianeti, rendendovi sempre brillanti, e dove serve anche leggeri, una cosa che questo weekend vi invidierà mezzo zodiaco. Cancro,
La Luna, il vostro pianeta, e proprio questo weekend, per tutto il weekend, sarà opposta in Capricorno, per cui quando proprio il vostro pianeta è in opposizione della Luna, dovrebbe essere un stimolo a riflettere su quanto dettate di voi sugli altri e negli affetti e ridimensionare un po' le aspettative. Leone, il vostro weekend inizia con una luna che vi chiede di essere sempre più attenti al lavoro e all'ambizione. È una luna piena di progetti, di idee, ma non tediate il partner con tutta una serie di pensieri che riguardano questo, godetevi invece Marte e Venere, che per i segni di fuoco sono assolutamente positivi. E il Vergine, questo weekend per voi la Luna è di Trigono, quindi quanto mai positiva, un weekend rassicurante per la Vergine, che ritrova l'affetto familiare, la sicurezza affettiva, sa di essere voluto bene e sa che ci sono delle soluzioni in arrivo per le solite beghe del quotidiano. Bilancia, Luna in Capricorno è un po' feroce ed esigente in questo weekend, un weekend di riflessione, un weekend che vi aiuterà a vi portare a consiglio, perché sentirete l'esigenza di confrontarvi anche con altre persone su tematiche non uscite a dipanare. Scorpione, un weekend segnato da una luna molto amica, da una luna che vi porta a essere comunicativi, da una luna che vi porta a viaggiare, da una luna che vi fa contare su amici e relazioni, quindi godetevela. Sagittario, è una luna che parla di lucida visione oggettiva delle cose, è uscita dai vostri gradi, vi ha confuso un po', però è una luna che decisamente ora ridimensiona tutto, soprattutto per voi. Capricorno, i protagonisti di questo weekend che mettono in discussione magari qualche decisione presa. Non è facile per i Capricorno, che in genere sono dei capitani un po' assolutisti, ma la capacità di cambiare idea in corso d'opera è sempre sintomo di intelligenza e voi ne avete da vendere. Acquario, è una luna che si elide un po' per voi non amate molto le lunarità, per cui l'Acquario è ben contento questo fine settimana di spegnere un po' i rumori dei pensieri dell'anima e di andare a l'amore c'è, quindi godetevi altro nella vita. Acquario e pesci, scusate, l'ultimo segno zodiacale gode di una luna che fa proprio un bel regalo, proprio perché riassetta gli ordini, gli equilibri, vi fa rivedere vecchi amici che non vedevate da tempo e vi lascia lo spazio per curare i vostri affetti, e grazie alla vostra empatia riuscirete anche a salvare qualche rapporto curandolo un po' meglio, visto che di tempo ve ne è rimasto poco, ma Saturno sta per uscire dai vostri gradi e quindi tornerà una fase più leggera. E detto questo, auguro a tutti un bellissimo fine settimana. Buon fine settimana allo staff di Antenna Sicilia e buongiorno a tutti. Grazie a Marco Amato, ci ritroviamo lunedì. Adesso gli appuntamenti più importanti nel fine settimana in... E anche per questo fine settimana è tutto. Vi auguriamo un buon weekend. Allora, tante le cose da fare, da vedere in Sicilia. Nel fine settimana torniamo da Emanuela per qualche altra piccola notizia, chicca dei giornali. Allora, sul Messaggero parliamo di moda, la moda che sposa anche il tennis, vediamo qui tennis e fantasia, l'eleganza gioca su tutti i campi, agli internazionali di Roma è sfida tra look, perché poi si guarda anche a come ormai vestono i tennisti, che sono delle vere icone. Jannik Sinner sceglie il nero per scaramanzia, lo abbiamo visto anche prima in alcune foto, ma anche Jasmine Paolini era vestita di scuro, quindi evidentemente gli italiani preferiscono puntare su questo colore che evidentemente porta bene, anziché il rosso scaramantico, il nero scaramantico in questo caso. Poi è partito il via al Salone del Libro. Il nuovo romanzo di Yasmina Reza apre la kermesse. E poi, a proposito di moda, il fenomeno addio tacchi. Le grandi maison puntano tutto sulla comodità, per la gioia di noi donne che non dobbiamo più soffrire, quindi possiamo utilizzare delle calzature come dire più comode ed essere alla moda, anche se questo è sempre un elemento come dire divisivo, perché c'è chi dice che il tacco è femminile, la ballerina invece
invece uccide ogni anche fantasia. Andiamo a vedere invece sulla pagina degli spettacoli del Corriere della Sera velocemente il Festival di Cannes. Ieri abbiamo parlato di Tom Cruise, oggi parliamo di un'altra coppia molto attesa appunto a Cannes. Stiamo parlando di Penélope Cruz e Javier Bardem. Sono coppia nella vita, ma loro si presentano come coppia anche in un film, si chiama Bunker. È praticamente un thriller psicologico dove loro rappresentano insomma una coppia in crisi dopo 17 anni di matrimonio, fortunatamente soltanto sul set, perché invece le cose vanno a gonfie vele. E quindi leggiamo marché di Cannes in fermento, Cruz e Bardem tra i più quotati. Poi in arrivo il nuovo Hunger Games, 15.000 operatori da 140 paesi. Ieri anche abbiamo visto Diane Kruger, e ancora Josephine Yapi e Melanie Laurent e poi Andy McDowell. Questa edizione è molto rigida, ci sono delle regole molto rigide, non ci devono essere look eccessivi, non ci devono essere nudità, scollature e poi anche qui vediamo il divieto, niente red carpet per l'attore Navarro Mussi, accusato di stupro. Quindi quest'anno c'è molto rigore, diciamo, al Festival di Cannes. Grazie Emanuela, ci ritroviamo con te la prossima settimana, con tutti voi anche a casa, con Buongiorno Sicilia. Come sempre c'è la musica per chiudere, l'omaggio oggi a Claudio Baglioni. A tutti voi chiaramente buon fine settimana. Hai sorrisi sul tuo viso, come ad agosto grigli stelle, storie fotografate dentro un album, rilegato in pelle, tuoni di aerei supersonici che fanno alzare la testa, il buio all'alba che si fa d'argento alla finestra. Avrai un telefono vicino, che vuol dire già aspettare, schema di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare, i pantaloni bianchi da tirare fuori che è già estate, un treno per l'America senza fermate. Avrai 2 lacrime più dolci da seccare, un sole che si uccide e pescatori dei pelline, e neve di montagne e pioggia di colline. Avrai un legnetto di cremino da succhiare, avrai una donna sciarpa e un giovane dolore, gli ali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore. Avrai una sedia per posarti ore, vuote come uova di cioccolato,